I carabinieri di Agrigento denunciano i responsabili che hanno rubato la borsa a una ragazza. Si è conclusa infatti così, a piede libero, con la denuncia a carico di due giovani agrigentini, entrambi di 22 anni, con precedenti di polizia, l'indagine lampo condotta dai carabinieri della stazione di Villaseta, che nello scorso 24 agosto hanno ricevuto la denuncia di furto da parte di una studentessa di 21 anni. La vittima ha denunciato che nel corso della serata del 24 agosto, mentre si trovava presso il locale La Perla di San Leone, subiva il furto della propria borsa contenente il portafogli, i documenti personali e il telefono cellulare. I militari dell'Arma, dopo aver eseguito subito un sopralluogo, hanno constatato che all'interno del locale era attivo un impianto di videosorveglianza. Acquisita quindi la registrazione delle immagini, i carabinieri hanno visionato i filmati, ricostruendo le fasi salienti del furto, arrivando ad identificare i responsabili. I due soggetti, approfittando anche di un momento di distrazione della ragazza, si impossessavano della borsa, allontanandosi poi frettolosamente dal locale. A carico dei due ragazzi, in data 27 agosto, è stata depositata l'informativa di reato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento, che valuterà le rispettive responsabilità in relazione all'ipotesi di furto aggravato in concorso. Le indagini stanno proseguendo per il ritrovamento della refurtiva.